Infatti, vogliamo leggere la parola di Dio in Giovanni, capitolo 11, dal primo verso. Chi è pratico nella lettura della parola di Dio, mi auguro tutti, sa, capitolo 11 di Giovanni si parla della risurrezione di Lazzaro. Giovanni capitolo 11, Vangelo Giovanni capitolo 11, leggeremo dal primo verso fino al verso 46. Grazie per esservi alzati in piedi, vogliamo onorare la parola di Dio. Gloria al Signore. Inizio la lettura. C'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta sua sorella. Maria era quella che unse il Signore di olio profumato e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. Gesù, udito ciò, disse: questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro, e come ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: torniamo in Giudea. I discepoli gli dissero: Maestro, proprio adesso i giudei cercano di lapidarti, e tu vuoi tornare di là? Gesù rispose: non vi sono 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se uno cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Così parlò. Poi disse loro: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma vado a svegliarlo. Perciò i discepoli gli dissero: Signore, se egli dorme, sarà salvo. Or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire, del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e per voi mi rallegro di non essere stato là, affinché crediate. Ma ora andiamo da lui. Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai condiscepoli: andiamo anche noi per morire con lui. Gesù dunque, arrivato, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi, e molti giudei erano andati da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Marta gli disse: lo so che risusciterà nella risurrezione, nell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Ella gli disse: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Detto questo, se ne andò e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendole: il Maestro è qui e ti chiama. Ed ella, udito questo, si alzò in fretta e andò da lui. Or Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Quando dunque i giudei che erano in casa con lei e la consolavano videro che Maria si era alzata in fretta ed era uscita, la seguirono, supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe visto, gli si gettò ai piedi, dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello
non sarebbe morto. Quando Gesù la vide piangere, e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito, si turbò e disse: dove l'avete deposto? Essi gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù pianse. Perciò i giudei dicevano: guarda come l'amava. Ma alcuni di loro dicevano: non poteva lui, che ha aperto gli occhi al cieco, far sì che questi non morisse? Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, andò al sepolcro. Era una grotta e una pietra era posta all'apertura. Gesù disse: togliete la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse: Signore, egli puzza già, perché siamo al 4° giorno. Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò ad alta voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti da fasce e il viso coperto da sudario. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Perciò molti giudei che erano venuti da Maria, avevano visto le cose fatte da Gesù, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quello che Gesù aveva fatto. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Amen. Accomodatevi pure. Alleluia. Gesù è la vita. Amen. Gesù ha vinto la morte. Gesù risuscita i morti. Gesù dà vita. E in questa sera Gesù vuole ancora darci vita per mezzo della sua parola che è vivente. Amen. Alleluia. Gesù era amico di questa famiglia, molto amico, fa capire la scrittura. Maria, Marta e Lazzaro, 2 sorelle e un fratello, molto amiche di Gesù. La scrittura precisa: Maria era quella che unse il Signore di olio profumato e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Vi ricordate? Non andò ad ascoltare la predicazione di Gesù, ma non andò per mangiare in quel luogo dove Gesù era stato invitato, ma andò lì, in quel luogo dove era Gesù, per onorare Gesù pubblicamente. Qualcuno voleva impedirgli di fare quello che ha fatto, ma Gesù l'ha difese, perché capivi le motivazioni che spinsero Maria a fare quello che ha fatto. Maria sapeva che Gesù stava per morire e Gesù dice davanti a tutti: questa donna mi sta onorando. Alleluia. Aveva portato dell'olio profumato di grande valore. Alleluia. E lo sparse sui piedi del maestro. Giuda, il traditore: Signore, ma questi soldi sono sprecati, le poteva dare a noi che sono tanti poveri. Ma i poveri li avete sempre con voi, ogni volta, ogni giorno possiamo fare del bene. Però questa donna ha scelto di fare del bene a me. Ed è buono, fratelli, prima di tutto fare del bene al Signore. Alleluia. Gesù merita di essere onorato, adorato, servito, riconosciuto come unico Signore e Salvatore, perché Egli è questo. Alleluia.
Quindi vedete, la scrittura ricorda il gesto di Maria che pubblicamente onora il Signore. Ogni gesto che noi facciamo, che onora il Signore, verrà sempre onorato dal Signore. Perché Dio onora coloro che lo onorano. Gloria al Signore. Giunge la notizia che Lazzaro si è ammalato. Era una famiglia che pensava di vivere tranquillamente la propria esistenza. Però quando noi pensiamo che nulla potrà mai accaderci, all'improvviso ci accade qualcosa. Qualcosa che sconvolge l'equilibrio di quella famiglia. Una malattia che poi diventa inguaribile e che poi fa morire Lazzaro. Ma Gesù dice una cosa: questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. A volte quello che succede nella nostra vita è per dare gloria a Dio. È un'opportunità affinché noi possiamo vedere la sua gloria in noi, la sua fedeltà. Possiamo renderci conto di come il Signore, di quanto il Signore ci ama e tenga a noi. Alleluia. Ed ecco che ogni difficoltà, ogni malattia, ogni problema può risultare alla gloria di Dio. Amen. E noi vogliamo avere questa visione, che tutte le cose cooperano al bene Alleluia. di coloro che amano e temono il Signore. Amen. Tutte le cose, anche una malattia, anche qualcosa di tragico può mutarsi in una benedizione profonda per la tua vita. Amen. E così succede in quella famiglia. Gesù, leggendo la scrittura, mi sembra di capire che deliberatamente, consapevolmente, decide di ritardare il suo intervento. Poteva correre subito e intervenire prima della morte, ma egli decide di ritardare. E io voglio dire gloria a te, Signore, quando decidi di ritardare. A volte vogliamo che subito il Signore possa intervenire, e a volte interviene subito, ma ci sono volte che il Signore non interviene subito, aspetta. E se il Signore decide di aspettare, io credo che anche noi dobbiamo accettare la sua volontà. Amen. E dobbiamo aspettarlo. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Gesù, rivolgendosi ai suoi discepoli, dice: Lazzaro sta dormendo, andiamo a svegliarlo. La visione di Cristo non è la nostra visione. Noi abbiamo una visione limitata delle cose e subito tragica, e sembra che tutto sia finito, ma non è così. Amen. Non è così, perché il Signore è potente a cambiare ogni situazione. Amen. Alleluia. Il Signore è potente a dare vita dove vita non c'è. Amen. Il Signore è potente a guarire Amen. le malattie inguaribili. Amen. Il Signore è potente a liberare dalla schiavitù del peccato. Amen. Alleluia! I discepoli, che dovevano avere una visione, non dico come quella di Cristo, ma molto vicina a quella di Gesù, sempre uomini erano, invece qui viene dimostrato che non capivano. Signore, se sta dormendo, vuol dire che sta bene, no? Sta dormendo, che ci muoviamo a fare noi? È pericoloso muoversi. Cercavano di lapidarti prima. Adesso tu ci dici di seguirti, qua se ci prendono, è finita. Quanta paura c'è nella nostra vita.
Signore, liberaci da ogni paura. Amen. Se tu ci chiami a muoverci, noi vogliamo muoverci. Amen. Amen? Alleluia, ecco perché Gesù dice non vi sono 12 ore del giorno. Se uno cammina di giorno non inciampa. Se c'è la luce, se io ti guido e io sono la tua luce, tu non inciamperai. Alleluia. Amen? Alleluia. Amen, alleluia. Il Signore giunge finalmente a Betania, un villaggio non distante da Gerusalemme, tanta strada. E come giunge là? Subito Marta, la sorella, la prima sorella di Lazzaro, corre da Gesù. Sembra quasi un rimprovero. Signora, vieni ora. Se tu fossi stato qui, Signore, è colpa tua. Se tu fossi stato qui, però vedete, in questa accusa, in questo rimprovero, c'è anche nascosta una certa fede. Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, no? È fede questa. Cioè, quella donna era certa che Gesù l'avrebbe guarito. E adesso che viene a fare, Signore? Ormai sapete cosa significa quando si fa così in Italia? Non c'è più nulla da fare. E invece non è così per il Signore. Il Signore può sempre intervenire. Amen. Alleluia, il Signore può sempre intervenire. Alleluia, anche se tutto sembra dire no. Anche se tutto sembra impossibile. Fratelli, dobbiamo imparare a sperare contro ogni speranza. Amen. È profonda questa affermazione, ma è biblica. È vero? È biblica questa affermazione. Dobbiamo sperare contro ogni speranza. Ma non è possibile neanche sperare. Tu continui a farlo. Alleluia. Perché ti stai rivolgendo non a uno qualsiasi, ma all'Iddio onnipotente, creatore. Ti stai rivolgendo a colui che ha vinto sulla croce. Amen. E allora tutto è possibile. Alleluia, se tu credi, tutto è possibile. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E anche adesso so che tutto ciò che chiederai a Dio, Dio te lo darà. E Gesù gli dice chiaramente, tuo fratello risusciterà. E a volte abbiamo fede, ma lasciatemi dire, una fede strana, una fede impedita da qualcosa, che non ci fa realizzare fino in fondo la grandezza di Dio. E io desidero che questo qualcosa che impedisce l'opera di Dio completa nella nostra vita possa in qualche modo essere vinta. Tuo fratello risusciterà. Evidentemente Marta era molto preparata dottrinalmente. Difatti dice, sì, Signore, lo so che risusciterà nell'ultimo giorno, nel giorno della risurrezione. Ma Gesù le dice l'ultimo giorno, il giorno della risurrezione. Ma sono io la risurrezione, amen. Io sono vita, io sono qui. Alleluia. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Sì, Signore, io ti credo. Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Alleluia. E chiama la sorella. Oh, Maria, il Maestro è qui e ti chiama. Alleluia. E Maria ha saputo che c'era Gesù subito. Era una famiglia che voleva bene a Gesù, era affezionata a Gesù. Come ogni famiglia qui nella Chiesa deve essere affezionata a Gesù. Amen. Amen, fratelli. Gesù deve far parte della nostra famiglia. La nostra famiglia non è solo io, mia moglie e i miei figli. Gesù, io, mia moglie e i miei figli.
Amen? Alleluia. E Maria giunge lì al luogo dove è Gesù e dice la stessa cosa, si getta ai piedi di Gesù. E come Marta, sua sorella, dice la stessa identica cosa, lo stesso rimprovero. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù la vede piangere tutti. E poi leggiamo qualcosa, fremette nello spirito. Si turbò e poi dice, dove l'avete messo? Dove l'avete deposto? Vieni a vedere, te lo mostriamo. Versetto 35, che è forse il versetto più importante. Gesù pianse. Gesù pianse. Sappi che se tu piangi, non sei da solo a piangere. Gesù piange con te. Ci credi? Io l'ho sperimentato. Quante volte ho pianto da solo, ma poi ho capito che non ero solo io a piangere. C'era qualcun altro con me che condivideva il mio pianto. Gesù sente il nostro dolore come nessuno. Ci comprende come nessuno mai può farlo. Nessuno potrà capirti pienamente come ti comprende Lui. Gesù piange in quel momento. E gli altri lo vedono piangere e dicono guarda come lo amava, ci teneva a Lazzaro. E alcuni dicevano, ma lui non ha guarito il cieco, non ha ridato la vista al cieco, perché ha permesso che Lazzaro morisse? Noi siamo bravi a fare le domande. Non siamo bravi invece a capire le risposte. È vero? Dio ci dà delle risposte. Dio vuole manifestare la sua gloria nella nostra vita. Come e quando e Lui a deciderlo. Perché Lui è e rimane e sarà sempre il Signore. Amen? Tutti i mai perché le considerazioni sono del tutto umane. Ma noi abbiamo a che fare con Dio. Lui è più grande di noi. Amen? Lui vede cose che noi non riusciamo a vedere. Lui sa il passato, il presente e il futuro di tutti. Lui è capace di vedere, di capire tutta la storia dell'umanità. Quando era in croce Gesù vedeva anche me e te oggi, qui, in questo luogo, in chiesa. Amen. Non mi dire come è possibile. Io so che Gesù è Dio. E la sua mente non è la mia mente. Amen. Dio è grande. Alleluia. Dove l'avete deposto? Era una grotta. E avevano messo già una pietra, era sigillata la tomba. Erano passati già 4 giorni. Ma Gesù dice, togliete quella pietra. Signore, ma sta puzzando, puzza, appena togliamo la pietra, qua si muore dalla puzza, 4 giorni di morto là chiuso. Signore, togliete la pietra. Alleluia. E Gesù rivolgendosi a Marta gli dice, Signore, egli puzza. Ma non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Te l'ho detto o no? Credi tu questo? Vi ricordate prima? Io sono la risurrezione. Credi tu questo? Sì, Signore, io credo che allora lasciami fare. Ma se crediamo nel Signore, se crediamo a Lui, dobbiamo essere conseguenziali, no? Di conseguenza dobbiamo agire, lasciandolo fare, lasciandolo operare. Amen? Alleluia. Tolsero la pietra. E Gesù cosa fa? Prega il Padre.
Questa preghiera è già una certezza. Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Ma riusciremo mai un giorno a fare questa preghiera? Cioè ringraziare il Padre ancora prima di vedere l'esaudimento della preghiera. Riuscirò mai a pregare in questo modo? Non lo so, ma io voglio arrivarci. Non lo so se ci riuscirò, ma io voglio mettercela tutta. E dire, Signore, io già ti ringrazio, io ti dico grazie, perché so che quello che ti chiedo, tu me lo hai già dato. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, Signore, Padre. Ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché possano ascoltare, credere e vedere che tu mi hai mandato. Finita questa preghiera, detto questo, chiama il morto per nome. Lazzaro, vieni fuori. E di fronte a questa chiamata, quel morto non poteva non rispondere a colui che è la fonte della vita. Quando Gesù parla, dà vita. Amen. Per questo abbiamo bisogno, fratelli e sorelle, di ascoltare sempre la parola di Dio. Perché quando ascoltiamo la parola di Dio, riceviamo sempre vita. Vita spirituale. Amen. Alleluia. Il morto uscì fuori. Non poteva non ubbidire al Creatore. Vieni fuori. Il morto uscì con i piedi e le mani avvolte da fasce e il viso coperto da sudario. E Gesù dice: scioglietelo, lasciatelo andare. Alleluia, Lazzaro non era più morto, ma era risuscitato. Gloria al Signore. Ma spiritualmente, simbolicamente, cosa rappresenta questo miracolo? Sono il miracolo della salvezza che è avvenuto dentro di noi. Perché noi eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati. Ma un giorno Gesù ci ha chiamato per nome, vero? Marco, vieni fuori da quella tomba, dal peccato che ti ha avvolto. Alleluia, Marco, vieni fuori. Amen, ero morto nei falli, nei miei peccati. Anch'io ero legato. Ma di fronte a quella chiamata di Cristo Gesù, anch'io sono venuto fuori. E sono qui a servire il Signore. Non solo io, ma anche tu. Amen. Il Signore ci ha chiamati ad una nuova vita. Alleluia. Vogliamo apprezzare la nuova vita che il Signore ci ha donato. Alleluia. Ma ci sono credenti che a volte, non so spiegare il motivo, non l'ho ancora capito. A volte tentano e a volte ci riescono di ritornare in quella tomba, da dove il Signore proprio li ha chiamati fuori. Il loro cuore si indurisce, nonostante abbiano sperimentato la salvezza nel Signore, la prima chiamata ricevuta quando il Signore li ha chiamati. Nel corso degli anni avviene qualcosa, ci si spegne, non lo so come spiegarlo, ma sembra che ritorniamo nella tomba. Vogliamo uscire fuori. Amen. Non vogliamo più tornare indietro nella tomba. Vogliamo uscire. Uscire perché Cristo ci ha chiamati. Alleluia, gloria al Signore. Lazzaro fu una meravigliosa testimonianza. E poi leggendo ancora nei versi che seguono, tutti andarono lì a vedere Lazzaro.
il morto che Gesù aveva risuscitato. Divenne una testimonianza vivente. La testimonianza vivente che dobbiamo essere noi. Amen. Ma guarda, Marco, ma non era in quel modo, ma non era ragazzo, ma adesso cosa gli è successo? Gloria a Dio. Alleluia. Ma cosa gli è successo? Gesù mi ha risuscitato. Ecco cosa è successo. Ero morto ed ora sono vivente. Amen, gloria a Dio. Alleluia, è buono il Signore. Lasciamolo operare nella nostra vita. Egli vuole fare cose grandi e meravigliose, cose che noi non riusciremo mai a comprendere. Alleluia. Ma se il Signore ritarda, sembra che non ti ascolti. Fidati del Signore. Alleluia. Perché tutto ciò che può essere per te un problema insormontabile, insuperabile, risulterà invece qualcosa che darà gloria a Dio. Amen. Vogliamo chinare il nostro capo, gloria al Signore.